al mondo esterno, diciamo così. Brevemente, quali sono le attività che svolgono i membri della comunità fuori, ecco, nella società, diciamo, più estesa? Abbiamo parlato, insomma, sappiamo ci sono a volte incontri nelle scuole, nelle parrocchie, insomma, ci sono vari momenti in cui la comunità si fa conoscere e testimonia i valori a cui si ispira, ecco, se certo. puoi raccontarci rapidamente. Sì. Sì, certo, la comunità svolge tantissime attività anche all'esterno, chiaramente fuori casa. E una delle attività principali è quella che noi chiamiamo attività di animazione missionaria, che è rivolta praticamente alle diocesi, ai gruppi pastorali, alle parrocchie. Quindi la comunità si mette a disposizione praticamente di diocesi e di parrocchie per andare a fare un'attività in loco. Sono quindi momenti in cui praticamente la comunità e 3 o 4 membri della comunità si recano presso una parrocchia per svolgere insieme con quella parrocchia un cammino appunto di crescita insieme a livello comunitario e missionario, quindi insomma un aiuto che si dà, una mano che si dà, diciamo, alla parrocchia con il desiderio di crescere insieme nell'aspetto appunto comunionale e nell'aspetto missionario, quindi nell'aspetto anche di conoscenza dei paesi in via di sviluppo, di apertura e di solidarietà in questo senso. Ecco, oltre a questa attività la comunità svolge anche altre attività all'esterno, come per esempio accennavi tu, attività a livello di promozione umana, a livello di anche scuole, quindi noi per esempio nella provincia per esempio di Rovigo abbiamo svolto anche recentemente un'attività in collaborazione con la provincia, ma ci spingiamo a, diciamo, anche oltre, quindi nelle scuole dove praticamente ci viene offerta questa possibilità, incontriamo i ragazzi di tutte le classi, di tutte le età, e con loro cerchiamo di svolgere un cammino di conoscenza, diciamo così, dell'ingiustizia del mondo, dei perché dell'ingiustizia e di come anche noi possiamo rispondere a questa ingiustizia con un nostro contributo, con un nostro apporto di solidarietà. E appunto veniamo all'ultimo, allarghiamo ancora di più il raggio e veniamo appunto all'impegno all'estero della comunità missionaria, perché lo dice il nome, appunto missionaria, quindi la comunità ha anche varie attività in vari paesi. Io li cito per esempio in Brasile, in Perù, in Messico, quindi in Sud America, ma anche in Costa d'Avorio. Raccontiamo un po' che cosa fate e che cosa fanno le missioni in questi paesi, insomma. Intanto la comunità arrivando in missione, arrivando in territorio di missione, oltre confine, al di là del nostro confine geografico dell'Italia, assume una parrocchia e quindi lavora all'interno di questo territorio animando, portando praticamente quello che è lo spirito della comunità, il desiderio di creare comunione e di aprire e di dilatare a tutti, insomma, la capacità di un amore più universale che vada oltre il confine del proprio territorio. In particolare, ogni volta che si arriva in un territorio di missione, il desiderio primo è quello di mettersi in ascolto della realtà per vedere quali sono le necessità che emergono, no? Arrivando in Brasile, per esempio, la comunità 25 anni fa ha colto subito che una delle cose prioritarie era l'accoglienza dei bambini di strada, i meninos di rua, che spuntavano e suonavano il campanello tutte le ore del giorno e della notte perché non avevano nessuno a cui fare riferimento. Quindi di fronte a questa esigenza così forte, a queste richieste dei bambini, piano piano si è visto come poterli accogliere. Quindi in Brasile, sia a Belo Horizonte che a San Paolo, sono nate 2 strutture, 2 centri di accoglienza per poter accogliere i bambini e poter offrire a loro uno spazio di crescita integrale, no? Dall'igiene personale all'alimentazione, ma anche alla cultura, una crescita spirituale, a formare dei cittadini. Quindi questo è il cammino a Belo Horizonte, così come si accolgono i piccoli a Lima, negli asili, oppure il centro culturale, anche a Lima, a Belo Horizonte e in Messico, che dà la possibilità ai giovani non solo di crescere, ma anche di poter imparare un lavoro, no? Di poter creare una situazione futura dove possano pensare ad un futuro diverso da quello nel quale si trovano. A Yopougon, in Costa d'Avorio ed Abidjan, così come a Lima, un'altra emergenza che è apparsa subito è stata quella di creare dei centri medici, perché era estremamente difficile per la gente arrivare ad avere l'assistenza medica pubblica, o se ci arrivavano era molto cara, era molto difficile, quindi creare per loro delle strutture mediche che potessero rispondere ai bisogni primari della popolazione. Ancora a Lima, una cosa bella che si è riuscita a fare tentando di valorizzare la figura della donna e
pensando a come poter raggiungere tutte quelle persone che normalmente hanno tanta difficoltà ad avere un pranzo caldo, sono nati 14 comedores popolares, sono cucine popolari che le mamme portano avanti riunendosi per cucinare, e un gruppo di mamme cucina per 100, 200, 300 persone, chiaramente a costi bassissimi. Questo vuol dire che permette a tante famiglie di avere il pranzo pronto. I comedores forniscono 5.000 pasti al giorno, no? Sono piccole iniziative che però agiscono in profondità, no? Mirano non solo a dare un aiuto, ma proprio a creare per le persone un futuro diverso, no? Permettere alla persona di costruirsi una storia diversa. Diciamo che permettono di fare tanto con poco, usando una frase forse abusata. E tra l'altro il tempo è un po' tiranno, ma mi piacerebbe raccontarlo, anche se appunto non abbiamo moltissimo tempo, ma voi siete stati, avete passato un lungo periodo della vostra vita in una di queste comunità missionarie all'estero. Mi piacerebbe insomma raccontarlo a chi ci sta seguendo. 8 anni in Brasile non sono pochi, insomma, di che cosa vi siete occupati e che cosa vi ha lasciato anche questa lunga esperienza. Sì, come dicevi, 8 anni non sono pochi, è una bella fetta di vita. Noi abbiamo avuto questa opportunità, diciamo, circa 20 anni fa, nel 91. Noi praticamente eravamo sposati da poco e quindi abbiamo avuto questo dono, diciamo, di poter fare questa esperienza senza avere ancora, diciamo così, vincoli particolari. Abbiamo comunque lasciato il lavoro, lasciato qui i nostri affetti, insomma, i parenti, eccetera, e abbiamo avuto la possibilità di partire per Belo Horizonte in Brasile, dove c'è praticamente la prima comunità all'estero, la prima missione all'estero della comunità. Qui ci siamo inseriti prevalentemente nell'esperienza del centro di accoglienza per minori che c'è a Betania, un quartiere della città di Belo Horizonte, capitale di Minas Gerais. È una città grande di 4 milioni di abitanti, dove praticamente il problema dei minori e quindi anche dei meninos di rua, no? Quindi i bambini di strada, è un problema molto forte, e la comunità, arrivando lì, si è presa subito carico, diciamo, di questo problema, iniziando subito l'esperienza di un centro. Quindi il centro è iniziato in una sala parrocchiale. All'inizio c'erano una decina di bambini, naturalmente il numero dei bambini è cresciuto velocissimamente, quindi si è dovuti passare ad un piccolo capannone che è un ex pollaio pulito per bene e igienizzato per bene, insomma è diventato la nostra prima sede, e poi si è pensati ad una struttura più grande, e quindi noi, diciamo, in questi 8 anni prevalentemente abbiamo lavorato in questa struttura, io occupandomi prevalentemente dei corsi professionali, quindi di insegnare, diciamo, ai ragazzi, organizzare questi corsi per insegnare ai ragazzi una professione perché potessero loro stessi uscire dalla situazione, diciamo, di povertà e di miseria. Cinzia prevalentemente si è occupata, diciamo, di seguirli dal punto di vista invece dell'educazione, della scuola, dei rapporti con la scuola e dell'accompagnamento delle famiglie. Quindi in questi 8 anni, diciamo, abbiamo svolto questa attività e, diciamo, è continuata anche normalmente la nostra vita. Infatti lì abbiamo avuto la gioia di poter avere i primi nostri 2 figli. Non abbiamo detto prima, ma noi ne abbiamo 3. I primi 2, appunto Francesco e Chiara, sono nati lì in Brasile, e al nostro ritorno avevano Francesco 7 anni e Chiara 3 anni, quindi hanno vissuto, diciamo, un'esperienza molto forte in quella realtà, giocando con quei bambini. Mentre poi in Italia, al nostro rientro, è nato anche Gabriele, il nostro terzo figlio. Oggi hanno rispettivamente 19, 15 e 11 anni. Quindi è un'esperienza, un bel pezzo della vostra vita, che immagino, insomma, sia rimasto come tale. Io volevo ricordare un'ultima cosa, appunto, questo è il trentennale, lo abbiamo già detto, ma è importante ricordarlo, è il trentennale dell'associazione. Voi ne avete vissuto certamente un bel pezzo dell'associazione e anche un'esperienza molto importante, e come anticipavo all'inizio, il 9 ottobre si festeggia. Molto rapidamente, insomma, se ci puoi ricordare questo appuntamento, di che cosa si tratta e che cosa accadrà il 9 ottobre. Il 9 ottobre vorremmo ritrovarci al Gran Teatro Geux a Padova, tutti insieme, per poter ringraziare Dio intanto per questi 30 anni di vita, per tutte le cose che la comunità ha potuto realizzare, che Dio con noi ha realizzato. Vorremmo trovarci tutti insieme, e Luigi e Maria Luigi insieme con noi hanno il desiderio di ringraziare, di poter ringraziare.
tante persone che hanno costruito la loro vita potranno dare la loro testimonianza, ma il desiderio è proprio di poter trascorrere una giornata insieme, che sia una giornata per poter dire grazie, no, per ciò che si è fatto e si possa guardare avanti, rinnovando l'impegno, rinnovando il sì e guardando agli impegni futuri, no, proiettandosi già in quello che sarà il futuro. Io vi ringrazio, appunto siamo riusciti in pochissimo tempo a raccontare un po' di cose, ovviamente non tutto, l'abbiamo detto, 30 anni sono lunghi e tante sono le cose che fa l'associazione. Invitiamo i nostri spettatori comunque a informarsi visitando il sito dell'associazione che abbiamo visto in sovraimpressione, www.cmv.it. In ogni caso, chi fosse interessato a contribuire, speriamo di aver dato delle informazioni utili per capire anche che cosa si può fare per supportare questa interessante realtà locale, ma non solo. Io vi ringrazio veramente per essere stati i nostri ospiti e ringrazio i nostri spettatori che ci hanno seguito, ovviamente rimandando alla prossima puntata di Spazio Volontariato in onda martedì prossimo.